Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Altra ondata di maltempo in Calabria, situazione critica nel Crotonese a Rossano, il capo della Protezione Civile Carlo Tanzi, attenzione massima. E un cosentino di 40 anni lamenta dei finti matrimoni combinati a pagamento, l'inchiesta della procura non è chiusa e potrebbe riservare nuovi sviluppi nei prossimi giorni. Nuovo colpo alla cosca di 'ndrangheta Barbaro Papalia e demoni del traffico della droga a Milano, 14 arresti. Forza Italia apre a Catanzaro e prova a superare i dissidi interni. L'obiettivo è la conquista della regione. Berlusconi manda in Calabria Mulè. Presentato a Cosenza il progetto Microcredito Amico rivolto alle piccole e medie imprese che necessitano di risorse finanziarie. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque la pagina del maltempo in apertura, il versante ionico della Calabria, sorvegliato speciale, disagi soprattutto nel Crotonese e nel Cosentino, in particolare a Corigliano Rossano, nelle zone dove l'allerta è massima. La protezione civile consiglia di restare a casa. I nostri servizi, vediamo. La pioggia incessante fa aumentare il livello dell'acqua. Ecco la situazione oggi a Schiavonea, strade trasformate in torrenti, magazzini allagati. Il maltempo ha colpito in particolare la Calabria ionica, situazione difficile soprattutto tra le province di Cosenza e di Crotone. Numerose le criticità nel centro abitato di Corigliano Rossano e lungo la costa. L'acqua ha invaso diverse strade, raggiungendo anche i piani inferiori di alcuni fabbricati. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere invalidi o anziani impossibilitati a lasciare le loro case a causa dell'acqua e automobilisti in difficoltà. Ecco invece la situazione nel Crotonese. La statale 106 è stata temporaneamente chiusa al traffico all'altezza di Strongoli per un allagamento dovuto proprio alle forti piogge. Anche nel centro cittadino vedete numerosi disagi, problemi alla circolazione stradale. Qui siamo nei pressi dello stadio e dell'ospedale, anche questa strada trasformata in un fiume. Impressionante. Guardate cosa succede invece in alcuni esercizi commerciali. Si cerca di liberare i locali invasi dall'acqua, ma la strada è completamente allagata. Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, ha chiesto ai cittadini di non uscire di casa e di salire ai piani superiori delle abitazioni. La pioggia insistente già nella notte ha creato disagi nel Reggino, come confermato dalla Protezione Civile. Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Montebello Ionico e Merito di Portosalvo. Questi dati ci provengono dai dati pluviometrici per la nostra rete meteo che è distribuito su tutta la regione. Sorvegliato speciale il versante ionico centro-settentrionale della Calabria. A Corigliano Rossano è stato necessario l'utilizzo delle idrovore per alcuni allagamenti in strada, allerta anche per lo straripamento dei corsi d'acqua come il torrente Cannata. Abbiamo avuto questa mattina superamento soglie a Rossano Corigliano, Villa Piana, Francavilla, Vaccarizzo, San Cosmo, Terranova da Sibari e poco fa anche Luzzi ed Acri. Ecco, queste piogge sono iniziate sin da questa notte e quindi stanno caricando le falde e poi di volta in volta possono presentare risvolti in termini di movimenti franosi o eventi alluvionali. Attualmente quello che ci è pervenuto come criticità è Rossano Corigliano, dove si registra allagamento di alcuni sottopassi. Sui social l'aggiornamento è costante, il consiglio della Protezione Civile è quello di non uscire se non strettamente necessario. Laddove c'è un'allerta di massima allerta, che è l'allerta, la zona rossa dell'allerta, è consigliabile stare a casa. Scuole chiuse, i sindaci hanno emesso le ordinanze, ma è necessario anche con l'allerta arancione che caratterizza il resto della regione. Per ogni allerta arancione non si possono chiudere indiscriminatamente tutte le scuole, ma come recita il bollettino, i problemi possono sorgere nelle aree a rischio idrogeologico, che sono le aree a rischio frana,
è a rischio alluvione, le cosiddette aree a rischio per 3 per 4. Quindi nel caso in cui le scuole fossero comprese in queste aree a rischio sarebbe ovviamente opportuno chiuderle. E poi un'altra cosa da chiarire: noi chiudiamo le scuole e poi non chiudiamo le strade. Ci stanno strade che attraversano anche i corsi d'acqua, no? E anche quelle dovremmo chiudere per coerenza se chiudiamo le scuole. Quindi un po' dovrebbe essere rivista da parte di qualche sindaco l'interpretazione del concetto di allerta meteo. Ed è ripresa dopo oltre 3 ore di interruzione la circolazione ferroviaria in Calabria lungo la linea ionica fra Crotone e San Leonardo di Cutro a causa dell'allagamento di 400 metri di binari provocati proprio dalle abbondanti piogge che hanno interessato la zona. E torniamo sull'operazione San Valentino e sui matrimoni fittizi organizzati a Cosenza da un'organizzazione che si occupava di trovare mogli o mariti agli immigrati allo scopo di favorire la concessione di permessi di soggiorno oppure la cittadinanza italiana. Il soggetto a capo dell'organizzazione, secondo gli investigatori, stava progettando una nuova attività spostando il raggio d'azione sul mondo del lavoro. Vediamo. Ecco le immagini di uno degli incontri conoscitivi, i colpi di fulmine organizzati per combinare i matrimoni a prima vista tra cittadini marocchini e volontarie calabresi, assoldati per poche centinaia di euro. L'indagine San Valentino nasce per caso, quando nel 2016 i carabinieri del ROS di Salerno si mettono a seguire le tracce di un presunto jihadista, Suleyman Bakada, che di punto in bianco convola a nozze a Cosenza, città dove trova l'amore anche il fratello. Circostanze e coincidenze che aprono uno squarcio nel sistema dei matrimoni combinati, organizzato nella città dei Bruzzi da un quarantenne che, secondo gli investigatori, avrebbe fiutato l'affare facilitando lo scambio di anelli tra persone che altrimenti non si sarebbero mai conosciute. Un gioco delle coppie ben retribuito. Gli aspiranti coniugi pagavano somme variabili dai 4 ai 7.000 euro, assicurandosi il fatidico sì e i servizi accessori, certificati e assistenza per ottenere permessi di soggiorno e cittadinanza, una green card utile per godere dello status di italiano a tutti gli effetti. Trovare un marito, paradossalmente, costava di più che acquistare una moglie. In questo caso è stata appurata una sorta di organizzazione con un soggetto che reclutava e si occupava della parte logistica, appunto per cercare donne e uomini da dare in matrimonio a extracomunitari che poi avrebbero avuto il permesso di soggiorno in maniera ovviamente più semplice. Il pagamento era di 7.000 euro circa per le donne e di 4.500-5.000 per gli uomini. Come in tutte le coppie, anche in quelle fasulle, c'erano delle frizioni, dovute nella maggior parte dei casi al tentativo messo in atto da alcune spose soprattutto, di continuare a lucrare giocando sulla necessità degli immigrati di far durare l'unione matrimoniale, il tempo utile per ottenere la cittadinanza. Se non fossero intervenuti i carabinieri e la procura di Cosenza, probabilmente l'agenzia avrebbe continuato a svolgere il ruolo di Cupido o, come parrebbe da alcune intercettazioni, avrebbe spostato il proprio raggio d'azione sul mondo del lavoro, organizzando assunzioni farlocche. Duro colpo al clan barbaro Papalì operante in Lombardia. L'operazione dei carabinieri è scattata all'alba, a 14 gli arresti. Vediamo. L'operazione è scattata all'alba, i tentacoli dell''ndrangheta in Lombardia, un nuovo colpo al clan barbaro Papalia. I carabinieri della compagnia di Corsico nel milanese hanno arrestato 14 persone, 10 italiani e 4 marocchini ritenuti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, in particolare di cocaina. Nel corso delle indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Milano, accertato che 4 fratelli della famiglia barbaro Papalia gestivano l'affaire droga attraverso una fitta rete di pusher di origini magrebine. La struttura di vertice dell''ndrangheta in Lombardia rispondeva a Rocco Barbaro, detto Usparito, ritenuto il reggente della Lombarda, oltre che presunto boss del narcotraffico tra Italia e Sud America. Prima di essere arrestato a Platì nel maggio del 2017, è stato condannato a 16 anni di carcere il 10 ottobre scorso. La sentenza emessa dall'8ª sezione penale milanese lo ha riconosciuto responsabile di associazione mafiosa e di intestazione fittizia di beni, perché a lui era riconducibile il bar Vecchia Milano in Corso Europa, a pochi passi dal Duomo, che Rocco Barbaro, 53 anni, avrebbe
avrebbe acquistato attraverso lo schermo di un prestanome. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. È Fortunato Chirico, di 70 anni, la vittima di un incidente stradale avvenuto a Nicotera. Era alla guida della propria moto Ape quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato all'altezza di una curva. È stato soccorso ma è morto poco dopo a bordo dell'ambulanza. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica. Un 23enne è stato arrestato a Cosenza dal personale del reparto prevenzione crimine Calabria settentrionale per rapina aggravata. Gli agenti hanno notato una donna che, chiedendo aiuto, stava rincorrendo un giovane che le aveva sottratto con violenza la borsa posta sul sedile lato passeggero della propria auto, procurandole un trauma alla mano. Il 23enne, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è stato raggiunto e bloccato, portato in questura, ha dato poi in escandescenza ed è stato denunciato anche per danneggiamento e violazione degli obblighi della libertà vigilata. Non ce l'ha fatta Domenico Primerano, il 23enne di Vibo Marina, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale vicino il bivio che conduce a Parghelia. Il giovane centauro si è spento dopo un mese e mezzo di agonia. Era in sella alla sua Honda CBR 600 quando si è scontrato con un autobus. L'impatto è stato tremendo e le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi. Nonostante gli interventi subiti presso l'ospedale di Catanzaro, il ragazzo è deceduto per le gravi ferite riportate. Sequestrata in un'area confinante con interrente annunziata dai carabinieri del NOE di Reggio Calabria, poiché trasformata negli anni in discarica abusiva. Si tratta di un terreno di circa 1500 metri quadri, dove sono stati abbandonati sul suolo rifiuti di vario genere. Denunciati i proprietari e gli utilizzatori per omessa bonifica, la procura ha ipotizzato anche il reato di inquinamento ambientale. Disagi arrende per i rubinetti a secco. Un guasto sulla rete idrica del comune di Rende ha lasciato a secco diversi quartieri della città. Niente acqua a 4 miglia, a Rogges, nella zona universitaria, molti i disagi per i cittadini. Ma Acque Potabili, la società che gestisce il servizio idrico integrato nella città del Campagnano, rassicura, sottolineando che sono in corso i lavori per riparare le condotte in avaria. La penuria d'acqua in queste ore è dovuta a una rottura dell'acquedotto Capodacqua che porta l'acqua al serbatoio 4 miglia in particolare. Ci sono state circa 60 ore di interruzione, dalle 4 di mattina di sabato fino alle 16:30 di ieri pomeriggio del lunedì. Quindi c'è stato questo periodo perché la condotta si è rotta incontrata da Dattoli e quindi la Sorica ha dovuto fare dei lavori particolari e quindi ci ha messo un po' di tempo. Ma quando si tornerà alla normalità, in alcune zone l'acqua è già tornata, in altre invece bisognerà attendere ancora un po'. Attualmente la situazione a 4 miglia, nella zona 4 miglia, quella è la zona interessata all'evento, al 98% tutti quanti in questo momento hanno l'acqua, tranne qualche palazzo che si trova in una posizione più elevata, anche queste avranno l'acqua regolarmente. Poi nella nottata e nella presta mattinata di domani mattina praticamente avrà anche la zona industriale, si normalizzerà e quindi ritornerà tutta alla normalità. Apre la sede provinciale di Forza Italia a Catanzaro alla presenza del portavoce unico di Camera e Senato Giorgio Mulè. Prima le europee, poi le regionali e a questo proposito il candidato del centrodestra alla carica di governatore dovrà essere di Forza Italia. Il portavoce dei gruppi parlamentari di Camera e Senato Giorgio Mulè approfitta dell'occasione fornita dalla inaugurazione della sede provinciale del partito a Catanzaro per chiarire le gerarchie, lasciando aperte però le diverse strade che porteranno all'individuazione del nome del candidato a presidente della regione. I numeri sono lì a testimoniare che è Forza Italia il movimento di riferimento per i calabresi, il movimento in cui credono i calabresi nonostante le sirene che ascoltiamo ogni giorno, quindi mi pare una logica conclusione che il candidato sia espressione di Forza Italia. Il candidato va scelto rispetto al migliore che c'è in circolazione, il candidato si sceglie come abbiamo sempre fatto sulla base dell'esperienza, sulla base del programma, sulla base del suo radicamento nel territorio. Ci sono, grazie a Dio, tali e tante personalità che già sono all'interno di Forza Italia, che bussano alla porta di Forza Italia, che vogliono arrivare dentro Forza Italia. La Calabria ha espresso ultimamente 200 amministratori locali che si sono riavvicinati a questo movimento, quindi non dico che abbiamo l'imbarazzo della scelta, ma non abbiamo una scelta imbarazzata.
Nella sede di via Lucrezia della Valle si respira l'aria di rinascita, la presenza di tanti, quasi tutti, gli esponenti di primo piano del partito e di diversi alleati genera un evidente entusiasmo che si nutre anche delle incertezze altrui. Mulè rispolvere il tema della Calabria dimenticata e poi punta l'indice sul reddito di cittadinanza. Una regione che è dimenticata, che non ha voce in capitolo nei tavoli che contano non solo in Italia ma all'estero, vive di una luce riflessa di cui non può vivere. La Calabria deve esprimere come regione un programma serio di investimenti, deve avere la forza di attrarre investimento, non deve pietire nulla. Il reddito di cittadinanza da solito vale 9.360 euro. Ecco, in queste cifre c'è l'umiliazione tra chi lavora, tra chi fa un lavoro e tra chi non fa un lavoro. Non si può essere a favore del reddito di cittadinanza perché significa umiliare ed essere contro la dignità delle persone. Il vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna, oggi a Reggio per un convegno evento al Liceo Da Vinci, ha denunciato la mancanza di attenzione da parte del governo verso il Sud. Eccole, le divise del Liceo Vinci di Reggio Calabria rappresentano l'identità della scuola definita oggi dal vicepresidente della Camera dei Deputati un istituto modello per tutta Italia. Nell'aula magna il convegno evento dal tema cultura, legalità, idee imprenditoriali, fonti di riscatto del Sud, a cui hanno preso parte l'imprenditore Gerardo Sacco, il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto e i deputati Francesco Cannizzaro, Iole Santelli e Marco Siclari. Il 2019 sarà il 500° della morte di Leonardo da Vinci, un genio di cui il nostro liceo porta il nome, e allora abbiamo voluto con i nostri ragazzi, grazie in questo caso al genio ispiratore di un nostro docente referente, il professore De Maio, e di tutti quanti i ragazzi, abbiamo realizzato la divisa dell'uomo e della donna vinciana. Indossare appunto la divisa del Liceo Da Vinci, che indosseranno nelle rappresentanze importanti, nelle cerimonie ufficiali del liceo, perché sono divise di rappresentanza, significa sposare i valori del liceo: la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, il rispetto dei diritti umani e civili. Nel corso dell'incontro è stato denunciato come il Sud sia scomparso dall'agenda politica nazionale. Questo governo ha cambiato idea su molte questioni, solo su una cosa non ha mai cambiato idea: sul Sud. Irrilevante era prima, irrilevante oggi, era assente nel contratto di governo ed è assente nell'agenda di governo. Ecco perché siamo stati noi a porre all'attenzione del Parlamento la questione del Sud in occasione per esempio dell'esame del decreto dignità, proponendo e imponendo una serie di misure che non sono state accolte, come per esempio la decontribuzione per i giovani al Sud. Continueremo a fare la nostra parte, convinti che il Sud ha bisogno di un grande piano infrastrutturale per garantire sviluppo, crescita e occupazione, soprattutto ai giovani e soprattutto alle donne. A Rizziconi, dopo la proclamazione, il nuovo sindaco Alessandro Giovinazzo affronta le emergenze. Vediamo. Dopo la vittoria, il nuovo sindaco Alessandro Giovinazzo dovrà rimboccarsi le maniche in tutti i sensi. Le emergenze a Rizziconi sono tante, a cominciare dal ripristino delle regole e della legalità. Il comune in questi anni è stato sciolto ripetutamente per infiltrazioni mafiose, l'ultima volta 2 anni fa. Ora l'ente, insieme ai suoi nuovi amministratori, deve rialzarsi. Una classe politica rinnovata e giovane ha davanti delle sfide importanti e il neo primo cittadino ne è consapevole. Ieri la proclamazione con tanto entusiasmo e con tanti buoni propositi per la città, per troppo tempo macchiata dal malaffare 'ndranghetista. L'ottimismo deve sempre esserci, altrimenti se non c'è ottimismo nelle cose è inutile mettersi solo per il puro scopo di partecipare e basta, così soprattutto quando ci si cimenta in una diciamo battaglia tra virgolette per il bene di un paese, per cercare di contribuire a migliorare questo paese che ha tanto bisogno di interventi immediati e di ottimizzazione dei servizi. Le priorità sono abbastanza
abbastanza praticamente facile da capire. Io l'ho sempre detto, bisogna puntare immediatamente a una riorganizzazione della macchina burocratica per ottimizzare i servizi da fornire ai cittadini, un piano di interventi immediato per la riqualificazione del decoro urbano su tutto il territorio, una riprogrammazione del piano delle opere pubbliche, non tanto per decidere quale lasciare e quale togliere, ma per selezionare in base a quelle che sono le reali urgenze e necessità della comunità, vedere se c'è qualcosa da lasciare, qualcosa da posticipare ed eventualmente utilizzare i fondi per cose più urgenti. A Cosenza ha presentato il progetto di azioni microcredito rivolto a persone che hanno una buona idea imprenditoriale, che verranno supportate e seguite nell'avvio e nel potenziamento della propria impresa attraverso qualificate figure professionali. Si chiama Progetto Amico ed è l'acronimo di Azioni Microcredito Cosenza e nasce per creare occupazione ed inclusione sociale, favorendo l'accesso ai piccoli sostegni finanziari a tasso agevolato e fornendo servizi di adeguata informazione e orientamento. Si chiama Amico proprio perché è stato sottolineato la novità rispetto alle precedenti iniziative sta nel fatto che chi aspira al microcredito non viene lasciato allo sbando, ma assistito dall'idea progettuale alla realizzazione effettiva. L'attività del progetto è sostanzialmente divisa in 3 azioni fondamentali: un'attività di promozione appunto che tende ad avvicinare lo strumento, a renderlo più prossimo sui territori e appunto le persone, farlo conoscere di più, quindi avvieremo un roadshow che ci porterà in tutta la provincia. C'è poi un'attività legata alle risorse che la Camera di Commercio ha stanziato per agevolare ancora di più in termini di costo del denaro l'accesso al microcredito, e poi c'è un'attività di microlavoro che sarà svolta all'interno della Camera di Commercio dai mentori dell'Istituto Ermanno Corrieri, che andrà proprio a sostenere ancora di più l'imprenditore in questa fase delicata dell'avvio o del consolidamento dell'impresa. La mission è quella di far nascere nuove imprese e sostenere quelle neocostituite, agevolandone l'accesso al credito tramite la sezione del microcredito del Fondo per le garanzie per le piccole e medie imprese, istituito con legge 662 del 1996 e fornendo altri servizi di assistenza tecnica e finanziaria. Questo strumento può essere utilizzato da chiunque, anche come alternativa alla cassa integrazione, perché è un vero e proprio strumento di welfare, ha sottolineato Katia Stancato, economista dell'Istituto Ermanno Corrieri. Ideato dall'Istituto Ermanno Corrieri e promosso dalla Camera di Commercio e dalla Fondazione Carical, ha lo scopo appunto di incrementare l'attività del microcredito, che è rivolta a tutte le categorie di persone, giovani, donne, ma anche disoccupati o semplicemente persone che sono in cassa integrazione. Da questo punto di vista lo strumento del microcredito possiamo considerarlo anche uno strumento di welfare. E adesso le previsioni del tempo. Il vortice depressionario instauratosi sul Tirreno nelle ultime 24 ore tende ad affondare verso sud fino a raggiungere il sud della Sicilia. Una linea instabile si staglierà sullo Ionio settentrionale, avvitandosi verso sud-ovest a coinvolgere al mattino tutti i versanti orientali esposti del Cosentino e del Crotonese e nel corso della giornata, in misura più attenuata, anche quello catanzarese e reggino. Diamo quindi uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani parziali residui annuvolamenti sui versanti ionici tra il Cosentino e il Catanzarese, con ampie schiarite da nord nel corso della giornata. Generalmente sereno o poco nuvoloso altrove. Temperatura stazionaria o in locale lieve aumento nei valori massimi. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti moderati da maestrale sul Tirreno con mare poco mosso. Il settore centro-settentrionale, mosso quello meridionale. Lo Ionio risulterà molto mosso il golfo di Corigliano per venti moderati da nord-ovest, molto mosso il settore crotonese, catanzarese e reggino per venti moderati da nord-nord-ovest con residui rinforzi sul crotonese. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Grazie come sempre per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.